L'allenatore Alessandro Cupisti del Novara ha fatto i complimenti al Viareggio dicendo che la sua squadra ha giocato male. Quando dice si trova di fronte poi un 100 che gioca come ha giocato stasera, ha detto è notte fonda. Te stasera speriamo che tu sia contento. Io devo fare i complimenti ai ragazzi come tutte le partite. Sono contento perché devono capire che se credono in loro stessi possono divertirsi. Stasera hanno avuto una grande attenzione sia difensivamente ma anche in attacco. All'inizio abbiamo sbagliato un po' troppo, però siamo sempre rimasti concentrati in partita fino all'ultimo secondo. Quindi posso dire bravi a tutti i ragazzi, ma non abbiamo fatto niente. Sabato c'è da andare a Giovinazzo e quella è un'altra partita e sono punti importanti. Hanno segnato gli attaccanti, anche questo insomma, è un bel segnale, no? Perché c'era stata sempre la difficoltà, dicevi si arriva sotto porta, non si finalizza. Stasera doppietta di Mura, doppietta di Muglia, Lombardi che è andato in gol, oltre chiaramente anche a Cinquini che ha fatto un grande gol anche lui. Quindi diciamo che questa sera la squadra si è espressa bene. Ma sì, lo ripeto, la squadra sono stati tutti molto bravi e attenti. In queste settimane abbiamo cercato di migliorare un po' la precisione, loro si stanno dedicando anche a questo, ma la cosa più importante è la testa. Quando uno è convinto, dopo vengono anche le cose con più semplicità. Bene, allora in bocca al lupo per Giovinazzo. Grazie.